Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nell'agosto del 1914, il governo italiano decise di rimanere neutrale, nonostante manifestazioni in molte città italiane a favore dell'intervento accanto alla Francia, alla Gran Bretagna e alla Russia contro la Germania e l'Austria. I futuristi sono tra i più accaniti sostenitori dell'entrata in guerra per sconfiggere l'impero asburgico e ricongiungere alla patria Trento, Trieste e Gorizia e le altre città irredente. Dopo un viaggio a Trieste nel 1908, dove Marinetti assiste a manifestazioni di giovani studenti contro l'Austria che non aveva mantenuto la promessa di aprire in città un'università per gli italiani, nel suo articolo Trieste polveriera d'Italia si schiera apertamente contro l'Austria. Nel testo del Manifesto del Futurismo del 1909, peraltro, Marinetti già scriveva: «Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo». Dunque non ci sorprenderà se molte serate futuriste si trasformano in manifestazioni contro l'Austria. Così avvenne anche il 15 febbraio 1910, durante una serata di poesia organizzata da Marinetti al Teatro Lirico di Milano, dove presente in sala c'è un gruppo di artisti e letterati: Libero Altomare, Umberto Boccioni, Paolo Buzzi, Giuseppe Carrieri, Armando Mazza, Aldo Palazzeschi che declama poesie, Luigi Russolo, Sodini, Michelangelo Zimolo e altri, oltre naturalmente allo stesso Marinetti. Verso la fine della serata, Michelangelo Zimolo, esponente dell'Associazione Trento e Trieste, sollecitato da Marinetti, legge un'ode composta da Paolo Buzzi in onore del generale Vittorio Asinari di Bernezzo, che nel 1909 a Brescia, consegnando lo stendardo al Reggimento Cavalleria di Aquila, pronunciò un discorso contro l'Austria, auspicando che il re Vittorio Emanuele III muovesse guerra agli austriaci per riprendere le città di Trento e Trieste e gli altri territori italiani. Per questo suo intervento Giolitti, favorevole alla neutralità dell'Italia, aveva fatto collocare anticipatamente a riposo il generale. Subito dopo la declamazione dell'ode da parte di Zimolo, che infuoca gli animi sia degli interventisti che dei loro avversari, tra le urla di generale eccitazione si viene alle mani. Polizia e carabinieri entrano nel teatro per interrompere la serata e ristabilire l'ordine. Marinetti, Mazza, Zimolo e alcuni altri, individuati dalle forze dell'ordine come responsabili del tumulto, sono arrestati e condotti in questura. Libero Altomare così ricorderà quella animata serata futurista. Urli acutissimi di «Abbasso l'Austria!» scoppiano dalla platea e dal loggiato, accompagnati da invettive, minacce e grida isteriche pro e contro i futuristi. Cinta la sciarpa tricolore, un commissario di pubblica sicurezza fa subito irruzione sul palcoscenico seguito dai suoi agenti. Si cala il sipario mentre in ogni angolo del teatro si svolgono dispute violente e zuffe improvvise tra irredentisti e austriacanti, tra passatisti e futuristi. Sollevati quasi di peso dagli agenti della forza pubblica, presto ci troviamo, benché recalcitranti, io e i miei colleghi, con Filippo Tommaso Marinetti alla testa, nella strada, dove ci aspetta una turba dei nostri avversari più scalmanati che ci si avventano contro, insultandoci e minacciandoci. Volano schiaffi, pugni e bastonate. Carrieri ottiene un calcio all'inguine, che per fortuna è senza conseguenze, mentre Marinetti si alterca con un avvocato socialista anarchico di cui non ricordo il nome. Così, inseguiti da grida di osanna e di vituperio, fummo tutti caricati su alcune carrozzelle che ci trasportarono alla questura centrale per esservi interrogati e per subirvi una paternale del vicequestore che dopo mezz'ora ci rimise in libertà. Un episodio simile a quello appena descritto si ripete il 15 settembre 1914 al Teatro Dal Verme a Milano, in occasione della prima della Fanciulla del West di Giacomo Puccini. Infatti, al termine del primo atto, Marinetti da un palco grida degli slogan a teatro contro l'Austria, mentre Armando Mazza e altri futuristi, Luigi Russolo, Ugo Piatti, dispiegano una grande bandiera tricolore e inneggiano all'Italia e alla liberazione di Trento e Trieste.
Nel frattempo Umberto Boccioni strappa una bandiera austriaca. Qualche giorno dopo Boccioni scrive ai familiari: «Carissimi, cominciano le dimostrazioni per la guerra. Noi abbiamo dato il segnale. Avrete letto che da un palco del Dal Verme in una serata di gala ieri ho stracciato una bandiera austriaca e Marinetti ha sventolato quella italiana. Stasera ricominciamo. Forse ci arresteranno per qualche ora. È necessario». Marinetti parte per Roma, io però resto a Milano. Quello che succederà a Roma lo farà con Balla, Sironi e altri. Il 16 settembre la dimostrazione anti-austriaca, capeggiata dai futuristi, cui si uniscono gruppi di studenti, prosegue nella Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, dove Marinetti, Boccioni e alcuni altri sono arrestati e condotti nel carcere milanese di San Vittore, dove resteranno per alcuni giorni. Marinetti, in una lettera scritta dal carcere all'amico, il futurista Francesco Cangiullo, scrive: «La conflagrazione di Vampa. L'Italia deve intervenire. L'ora è gravissima. Noi futuristi abbiamo dato il primo e credo decisivo segnale dell'intervento italiano». Futuristi e passatisti. Questo accadeva nel 1915-16. La situazione è cambiata. Nel 2020 abbiamo visto cantanti ex rivoluzionari cantare canzoni con la mascherina, attori prestarsi a spot pubblicitari a favore dell'app Immuni che non si capisce bene cosa abbia tracciato, pittori, salvo qualche rara eccezione, non pervenuti. Chissà, queste comunque erano riflessioni tratte da Patriottismo futurista, il battaglione lombardo, Mazzotta, edizioni Banca Popolare di Milano.